Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao amici dell'oroscopo, come state? Un buon giovedì a tutti. Io sono in quel momento della giornata in cui hai una canzone in testa e non riesci proprio a togliertela, ma lasciamo da parte la musica per un momento, ritorniamo invece alle nostre stelle perché andiamo insieme a capire come andrà questa giornata. Addentriamoci quindi nelle novità. Partiamo come al solito dall'Ariete. Per voi uno stato di incertezza che vi scombussola e vi fa sentire inadeguati. La vostra fiducia nel futuro però ha la meglio sui fantasmi del passato, per fortuna. Ogni azione suscita una reazione, ma siete pronti ad assumervi le responsabilità del vostro operato. Complimenti. Toro, passiamo a voi. Rivedete un lavoro già fatto se avvertite la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiate tralasciato qualche dettaglio importante. In fondo siamo già oltre la metà della settimana e quindi un occhio alle cose ci vuole. Maggiore prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci. Dovete solo decidere, quindi. Gemelli, per voi protagonista la Luna in Ariete, affiancata da Saturno oggi, con un colpo di mano fa piazza pulita dei dubbi e delle incertezze, mette in circolo invece nuove idee molto utili. Venere finalmente poi fa il suo ingresso trionfale come al solito lei nel vostro cielo. Dedicatevi al partner o alla vostra fiamma con tutto il cuore, mi raccomando, lasciatevi andare ai sentimenti oggi. Cancro, invece per voi, contrastata da Plutone, la Luna ha un effetto irritante. Progetti che procedono a rallentatore, quindi conditi da nervosismo e da impazienza. Una super giornata, insomma. Suscettibili e permalosi, prendete una cantonata dietro l'altra e pretendete anche di avere ragione, proprio come al solito. Siete i soliti Cancro. Leone, passiamo invece a voi. Stamattina sì che siete pimpanti, ci piacete. Il bisogno di stimoli forti, di azione grazie a un incendiario trigono di fuoco della Luna sarà prontamente soddisfatto oggi. Sfoggiate poi una grinta incredibile, siete attenti, vitali, effettuate scelte rapide ed azzeccate, quindi vi si può solo dire bravi. Vergine, è arrivato anche il vostro turno, giornata ideale per mettere a frutto il vostro pragmatismo, specie negli affari. Tutto ciò che non è trasparente è sicuramente da cestinare, fatelo. Operando con tempismo poi otterrete risultati lusinghieri a dir poco, crescono le occasioni anche per i liberi professionisti, quindi datevi da fare. Bilancia, per voi un momento di riflessione, in particolare sul comportamento di un familiare che ha deluso le vostre aspettative, ma saprete riconoscere anche i vostri errori in questo caso. I vostri sono comportamenti un po' sbrigativi, anche a voi sempre misurati, però può capitare di perdere la bussola, lo sappiamo. Uno scontro invece sarà liberatorio, quindi lasciatevi andare, ma non troppo. Scorpione, il settore economico è stabile, buona notizia, ma state in campana perché sono possibili delle novità e non sappiamo da che lato andranno. La vostra attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Potreste dare un peso eccessivo alle controversie sul lavoro, attenzione, provocare quindi tempeste in un bicchiere d'acqua e al momento proprio non vi servono. Sagittario, miracolosa a dir poco la Luna in Ariete, che in questa mattinata con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni, conferendovi uno sprint davvero eccezionale proprio alla vostra giornata. Di fronte a certe occasioni poi avrete una rapidità d'azione tale che non lascerà spazio ai ripensamenti. Capricorno, amici, passiamo invece a voi, che siete sotto il tiro oggi della Luna in Ariete, che riesce pure a destabilizzarvi. Attenzione, correte il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni, non facendo finire bene la cosa. Situazione migliore invece in questo pomeriggio, quindi calma la mattinata, non fatevi prendere comunque in contropiede dagli imprevisti perché risolvere potrebbe essere arduo, ma avete la stoffa giusta, quindi ci fidiamo di voi. Acquario, chi dovete ringraziare è l'amichevole sestile della Luna. Questa mattinata si prospetta brillante, sfruttatela tutta, all'insegna del dinamismo e delle iniziative rapide ma vincenti. Immersi nel solito carosello di amici ed impegni vari, riducete ai minimi termini qualunque problema, lanciatevelo proprio alle spalle. E chiudiamo con i nostri pesci. No, non ci dimentichiamo di voi, tranquilli. Le energie oggi vi assistono, la lucidità non vi manca, ma le impennate di orgoglio possono attirarvi antipatie. Attenzione, favorite la sorte con una buona azione, quella fa bene sempre. Tra l'insicurezza in voi stessi e l'esagerata fiducia nelle vostre capacità, scegliete la via di mezzo, la via mediana è quella che fa per voi. E si chiude qui quindi il nostro oroscopo del giorno, è stato un piacere stare in vostra compagnia, ci risentiamo domani ancora con tutte le novità. Intanto auguriamo a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0